Adesso andiamo a Bruxelles, dove la Presidente della Commissione europea ha presentato le linee guida per allentare le restrizioni introdotte a seguito del Covid-19. Allora, linea subito al corrispondente Alberto Romagnoli. Saranno i governi nazionali, solo loro, a decidere quando sospendere, ma è chiaro, ha detto Ursula von der Leyen, che le misure di confinamento non potranno andare avanti all'infinito. Ed è altrettanto chiaro che così come l'Europa è entrata nella fase dell'emergenza nel caos, questa nella fase d'uscita va assolutamente evitato per non provocare ulteriori danni all'economia. Finora i provvedimenti varati da Bruxelles e delle altre capitali hanno mobilitato 3.000 miliardi, ma altre misure saranno messe in campo se necessario, ha annunciato Michel, presidente della riunione dei capi di Stato e di Governo, già nell'incontro previsto il prossimo 23 aprile. L'Europa organizzerà anche una conferenza il 4 maggio dei donatori per le ricerche sul vaccino, che dovrà essere a disposizione di tutti, di tutto il mondo, dicono i vertici dell'Unione Europea, non soltanto di una parte. Per il momento a Bruxelles è tutto, restituisco la linea allo studio.